Chiaro che doveva investigare, indagare, relazionare il GUP anche su tutte le attività svolte all'interno del poligono. Bene, c'era anche il pericolo delle radiazioni elettromagnetiche. Anche per quanto riguarda quindi le radiazioni non ionizzanti, il perito nulla dice. Però Marinelli si spinge addirittura a fare un esperimento all'interno del poligono. Va direttamente con delle cellule vive, e le mette a una certa distanza per verificare esattamente l'effetto di quelle radiazioni su quelle cellule. E nel giro di 2 o 3 passaggi di questi radar, quelle cellule muoiono. Questo particolare è importante, signor giudice, perché qui da noi è venuta la signora Agus Eligia, che lei ricorderà bene perché ci ha toccato tutti, perché ha perso la bellezza di 3 figli e uno stava per andare via, nonché anche la patologia di cui lei soffre. Quando abbiamo sentito la Agus, alle domande del difensore di parte civile, cosa dice? Sopra di noi c'erano i radar, sopra la nostra testa c'erano le cupole, radiazioni elettromagnetiche di quella intensità, perché stiamo parlando di radar che si spostano fino a 300-400 miglia di osservazione, stiamo parlando di potenze enormi e stiamo parlando di postazioni che all'interno del poligono ce ne saranno 15. Una di queste, o 2 di queste, era sopra l'abitazione della signora Agus. È strano, no? Che in una famiglia all'interno del contesto del poligono 5 persone, 3 di cui se ne vanno e gli altri sono malati. Il CISAM viene al poligono, individua, in periodi non sospetti tra l'altro, stiamo parlando 2006, 2007, 2004, individua determinate zone a rischio di radiazione da parte di questi radar, vanno con degli strumenti e valutano la potenza di ricevimento. E in questa relazione indicano esattamente quali sono le zone di cautela, ZC, o le zone di pericolo, ZP. Le indicano tutte. Monte Cardiga e ZP, e non c'è un cartello. Vicino ai vari punti all'interno del poligono, compreso anche Capo San Lorenzo, sono ZC, dove si può passare ma non si può sostare. Cartellonistiche specifiche per evitare infortuni in questo caso. Addirittura segnali triangolari di pericolo, da dove risulta chiaramente che quella zona è irradiata. Chiesto al teste l'AI, il quale dice assolutamente mai visto un segnale di pericolo, di cautela sui pericoli delle onde elettromagnetiche. Una totale omissione da parte dei comandanti, anche questa, totale omissione. E sono stati prodotti all'ultima udienza, se non ricordo male, anche dal pubblico ministero, degli atti da dove risulta che il comandante Molteni, attuale imputato, ha per determinate esercitazioni, nonostante pareri non perfettamente in linea col responsabile per la prevenzione e protezione, ha sospeso, prima derogato in certi casi, dopodiché sospeso il disciplinare ambientale. Ecco, io mi chiedo già se una sospensione di un disciplinare può essere vista come un'omissione anche questa. Penso proprio di sì. Il capitano di fregata Camboni ci dice quali erano esattamente i principi che regolavano la normativa del poligono. Mario Camboni, responsabile del gruppo impiego operativo, alla domanda del pubblico ministero di cosa e di quale normativa il poligono si servisse per regolare l'operatività, risponde che uno era il principio del buon padre di famiglia. Qui stiamo parlando di un contesto del primo poligono europeo, uno dei poligoni più grandi d'Europa. Tu mi vieni a dire che il principio che utilizzi è quello del buon padre di famiglia. Quando poi siamo andati a verificare quali erano veramente i principi che dovevano utilizzare, c'è un elenco, signor giudice, al 2004 di normativa di cui erano presenti e conoscevano i comandanti, che potevano utilizzare normative di tutti i generi che regolano l'antinfortunistica. Eppure loro dicono, utilizzavano il principio del buon padre di famiglia. Questo principio del buon padre di famiglia probabilmente si sposa, signor giudice, con l'attenzione che il gruppo impiego operativo rivolgeva alle schede ambientali e di sicurezza e alle schede tecniche. Lo vediamo in che modo svolgevano questo principio del buon padre di famiglia. Prendiamo qualche
scheda tecnica e analizziamola insieme. Per esempio, quella del Milan, è vero che non è scritto che c'è il torio, non c'è scritto quali sono i rischi per gli umani, non c'è scritto quali sono i rischi per l'ambiente, però in calce c'è il richiamo di un decreto legislativo del 2 febbraio del 97. Cosa dice questo articolo? Dice che le società costruttrici di armamenti possono benissimo non richiamare i componenti che ritengono segreti. Quindi mi domando, una società che viene a sperimentare un missile al poligono, mi porta questa scheda e io come responsabile del GIO utilizzo il buon senso, dico va benissimo, non ci sono i rischi per l'uomo, non ci sono i rischi per l'ambiente e per di più non mi dici neanche che cosa c'è di veramente preoccupante perché mi richiami un decreto. Ecco, io mi chiedo, ma utilizzando questi armamenti è mai possibile che il responsabile non abbia chiesto compilatemi la scheda completamente e fatemi sapere quali sono queste cose che utilizzate all'interno? La Commissione Tecnica Mista di Esperti ha fatto un'analisi delle precedenti verifiche fatte da una serie di società prima di questo processo e nell'analizzare le schede per verificare se erano complete, nella sua relazione finale ha scritto chiaramente che il 50% delle schede è incompleto. Ciò vuol dire che il principio del buon padre di famiglia chiudeva occhio anche per questo. Continuavano a utilizzare armamenti con schede di sicurezza totalmente prive dei rischi che comportavano per l'uomo, per gli animali e per il terreno. Giusto per ricordarci l'esperienza del nostro perito, il dottor Mariani, in campo militare. Il dottor Mariani in campo militare diceva che il berilio che è una componente velenosissimo, cancerogeno, non poteva, siccome dai dati, dalle analisi che aveva fatto, gli aveva dato un risultato astronomico, mi sembra 120, cioè superava l'unità, e giustificava con un errore sistematico, dicendo ma d'altronde il berillio non è un componente che in campo militare viene utilizzato, quindi si pecca di essere a conoscenza del campo militare di quello che si utilizza. Peccato che manca a far la posta in certe schede, il berillio è presente quasi in tutte. Il berillio ha una componentistica particolare, è pericoloso, cancerogeno ed è presente. L'elemento soggettivo del reato, abbiamo visto il primo comma, parla chiaramente di dolo, che il dolo sia presente penso sia scontato. Per quanto riguarda l'aggravante, secondo il mio modesto parere, anche l'aggravante è dolosa, se non altro come dolo eventuale, un'accettazione del rischio da parte dei comandanti, non un dolo completo, ma un'accettazione. Si sapeva benissimo che quel comportamento si accettava il rischio, però non è necessario, il secondo comma non necessita del dolo. Quindi per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il fatto stesso che i comandanti nel momento stesso che si passavano le consegne si informassero reciprocamente di tutto quello che succedeva all'interno del poligono, addirittura erano affiancati per un certo periodo prima di lasciare il comando e prima di subentrare il nuovo comandante, quindi è ovvio che c'è un trasferimento di conoscenze e in questo caso direi anche di omissioni, quindi è chiaro che loro erano a conoscenza di queste omissioni e di conseguenza sotto l'aspetto soggettivo penso che l'elemento sia completo. L'unica cosa che obiettivamente mi preoccupa potrebbe essere il termine prescrizionale. Il termine prescrizionale ovviamente noi abbiamo visto la giurisprudenza è oscillante, abbiamo visto la sentenza Eternit, abbiamo visto la sentenza Cozzini, abbiamo visto altre sentenze e obiettivamente lascio a lei ovviamente la scelta di individuare quale di questa giurisprudenza accettare, anche se obiettivamente per quanto riguarda il disastro potrebbe avere un riscontro questo dualismo fra queste due posizioni giurisprudenziali, mentre per quanto riguarda l'infortunio e la malattia infortunio, la giurisprudenza comunque individua il termine iniziale di diesa quo direttamente nel riconoscimento della patologia. Signor giudice, bene, io ho concluso, la ringrazio per la sua attenzione, grazie comunque signor giudice.